Buongiorno a tutti voi cari amici. Siamo giunti a mercoledì 14 dicembre, mercoledì della terza settimana di Avvento. Invochiamo il dono dello Spirito che ci illumini e ci metta in sintonia con la parola del Vangelo. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Leggiamo il brano del Vangelo di oggi. Non siamo più nel Vangelo di Matteo, ma in Luca, e ancora una volta tornerà la figura di Giovanni il Battista. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Giovanni, chiamati 2 dei suoi discepoli, li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». L'Avvento, venuta, è, dicevamo anche i giorni scorsi, tempo di attesa. L'attesa è sempre qualcosa di impegnativo. Non si possiede ancora quello che si attende. Possono nascere stanchezze o dubbi. È quello che avviene anche nel cuore di Giovanni il Battista. È in prigione. Non dimentichiamolo. E lui, che pur aveva annunciato la venuta del Messia, è preso dal dubbio. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Non è facile attendere ed è ancora meno facile riconoscere il compimento dell'attesa. La segreta aspettativa presente nel cuore e nella mente di ciascuno di noi è quella di poter vedere segni clamorosi che mettono fine ad ogni dubbio. Quante persone ancora oggi vanno in cerca di fatti o di eventi straordinari per poter andare avanti? Anche Gesù indica dei segni di guarigione e di liberazione fisica, ma soprattutto di liberazione spirituale. Come dire, la mia venuta, la mia presenza genera frutti di liberazione, di guarigione dal dubbio, della sfiducia e della solitudine. La mia presenza, la mia venuta fa nascere luce, fa nascere speranza ai poveri e annunciata la buona notizia. E tuttavia Gesù dice: beato chi sa vedere questi segni e non si scandalizza, perché magari sono segni piccoli, apparentemente insignificanti. Beato chi sa vedere in essi il compimento della promessa. Il santo che festeggiamo in questo giorno, San Giovanni della Croce, passò lunghi periodi, lunghi anni di oscurità interiore, in cui non riusciva a vedere segni della presenza, della consolazione del Signore. E tuttavia continuò a credere, continuò a fidarsi,
Continuò, per così dire, ad accontentarsi della parola nuda e della promessa nuda del Signore per credere in Lui. Beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Anche noi possiamo passare questi momenti di dubbio, di tentazione di non fidarci più del Signore, di non aspettarlo più, di considerare inutile questa attesa. Il Signore ci liberi da questa tentazione, perché è una tentazione. Chiediamolo con fiducia anche attraverso la preghiera liturgica. Dio Onnipotente, concedi che la festa ormai vicina del tuo Figlio risani le ferite della vita presente e quindi anche i nostri dubbi, le nostre piccole o grandi infedeltà, e ci dia il possesso dei beni eterni. Chiediamo che il Signore ci accompagni con la sua benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti e arrivederci a domani.